La zeppola di San Giuseppe è il dolce fritto più amato dell'Italia meridionale. Ha delle origini antichissime e veniva usato per festeggiare l'Liberaria in epoca romana, siamo nel 500 prima di Cristo, e venivano fritte delle frittelline dolci di frumento, che sono oggi le antesignane della zeppola moderna. Infatti esse venivano fritte in forma di serpula, ovvero di serpentello arrotolato, e da serpula, serpentello nasce il nome zeppola. Ma perché la connessione con San Giuseppe? Qui è stato necessario scavare, insomma, nelle scritture bibliche. Nelle Sacre Scritture fu trovato che San Giuseppe, durante la fuga in Egitto, alimentò la sua famiglia con delle frittelline. Ecco la connessione con la festa di San Giuseppe. Da allora in poi è indispensabile in tutto il regno di Napoli, nel meridione, il giorno di San Giuseppe celebrarlo da un punto di vista gastronomico con una immancabile zeppola di San Giuseppe. I romani però friggevano le zeppole due volte, una volta in olio vegetale, olio d'oliva, e una seconda volta, per renderle più dorate e croccanti, in olio animale, nello strutto fuso. Ora, voi sapete che la nostra etnia ha prodotto oggi delle zeppole che sono addirittura fatte al forno. Allora, io non le considero proprio. Io non dico di friggerle due volte come facevano i romani e come fu codificata nel ricettario di Ippolito Cavalcanti. 1836 venne codificata con una doppia frittura, quindi con la doppia doratura. Io non dico di friggere due volte, ma una volta va fritto, perché secondo me siamo a fa peccato, è meglio che facciamo murtata.